Eder. Mech. Pallister. C'era una volta a Trieste un anziano signore di nome Sebastianello, un maestro nel pedalare e, soprattutto, nell'arte dell'arrotare. Sebanello, con il suo egregio studio laboratorio, aveva deciso di mettere a frutto la sua abilità per arrotondare la sua scarsa pensione sociale. Le pescherie di Trieste erano i suoi clienti principali, e la sua fama di arrotino era così diffusa che tutti sapevano che con lui, anche il coltello più spuntato sarebbe risorto a nuova vita. Un giorno, Seba ricevette una telefonata dal proprietario di una pescheria particolarmente esigente, il signor Rossoni. Il povero signor Rusconi infatti aveva bisogno che i suoi coltelli fossero affilati al massimo della precisione per partecipare ad una competizione vinicola che si svolgeva al piano superiore prima della chiusura. Sebastiano, conscio della sua abilità, accettò la sfida con entusiasmo e si mise subito al lavoro nel suo egregio studio laboratorio. Ma quali segreti lo rendevano il numero uno nello svolgere uno dei lavori più remunerati dell'intero Friuli Venezia Giulia? Sebanello ce li racconta. Primo passaggio: pulizia dell'arma, valutazione e preparazione, 15 minuti stimati. Sebino Bello iniziava ogni sessione pulendo e valutando lo stato dei coltelli. Usava una lente di ingrandimento e un goniometro per misurare l'angolo della lama. Questo passaggio non consumava corrente, ma richiedeva molta attenzione e una mano ferma quanto lo può essere solo un orologio da polso alle 9:17. Secondo passaggio: affilatura grossolana, tempo stimato 15 minuti. Accendeva la sua fedele mola a pietra, un macchinario che consumava un po' di corrente, forse più del caricatore del telefono, e iniziava la filatura grossolana. Con movimenti esperti, faceva scorrere la lama contro la pietra, rimuovendo le impurità e ripristinando l'angolo corretto. Durante questo passaggio, Nello amava canticchiare vecchie canzoni triestine, il che faceva sembrare il tempo volare e il telefono scollegare. Terzo passaggio: levigatura fina, 10 minuti previsti. Sebastiano spegneva la mola a pietra e passava a una levigatrice fine, che consumava meno corrente, quasi quella di un cellulare in carica. Questo passaggio richiedeva precisione e la giusta pressione per ottenere un filo tagliente come un rasoio. Nelluccio si vantava di poter tagliare un sacco nero a mezz'aria con un coltello appena levigato. Quarto passaggio: lucidatura e controllo, 5 minuti stimati. In questa ultima fase, Sebastiano usava una ruota di feltro per lucidare la lama, un passaggio che non richiedeva corrente. Ammirava il riflesso brillante sulla lama, controllandone la perfezione con un test della borsa di marca, che veniva tagliata in un solo colpo netto. Dopo aver terminato il lavoro, Nelluccio si rilassava con un giro in GoPro, riflettendo su come anche un semplice coltello potesse raccontare una storia. I suoi clienti erano sempre soddisfatti, e il signor Orsini non fece eccezione. Con i coltelli di Sebastiano, vinse la competizione vinicola e la sua pescheria divenne la più famosa di tutta la galleria. Sebastiano continuò il suo lavoro con passione, arrotando anche i coltelli della mensa della procura, conscio che l'arte dell'arrotare coltelli non consisteva solo nell'affilare le lame, ma nel ridare vita e funzionalità a strumenti essenziali. Il tutto con un pizzico di mistero e, quando possibile, con l'amico Covalero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.